questa è la 17ª volta che ci troviamo su questo luogo, sulla piana di Coreglia dove sorgeva il campo 52, a commemorare il giorno proprio preciso, il 21 gennaio, della partenza dei 20 nuovi deportati che furono prima con tappa a Milano e poi inviati ad Auschwitz, dove purtroppo tutti trovarono la morte. Tra di esse ricordiamo sempre la piccola Nella Tias, è diventato poi il simbolo di questa manifestazione e quella che ci dice anche l'assurdità di quel momento, di quel periodo. Una bambina di soli 6 anni condannata a morte senza nessuna responsabilità, se non quella di essere nata e di essere nata ebrea. Ecco, credo che sia un momento importante il fatto soprattutto che a questa manifestazione partecipino sempre tanti giovani. Il nostro scopo è lo scopo di tramandare la memoria e lo facciamo anche e soprattutto rivolgendoci alle giovani generazioni, quelli che devono garantirci un domani che deve essere libero e un domani in pace. È il secondo anno che rappresento la città metropolitana all'unico campo di concentramento che c'è stato nella provincia di Genova. È importante ricordare in modo tale che i ragazzi capiscano che la guerra, anche se molto distante da noi, perché le ultime guerre non sono state vissute sul territorio, bisogna sapere che provocano migliaia di morti anche se sono distanti da noi e bisogna ricordarsi che la guerra che c'è stata qua l'ultima volta, la seconda guerra mondiale, ha lasciato segni indelebili su tutta la popolazione. La commemorazione di Calvary è una commemorazione davvero molto particolare. Per un lungo periodo di tempo questo luogo della memoria così potente, così forte, da dove il 21 gennaio del 1944 parte l'ultimo gruppo degli ebrei razziati nella provincia di Genova, trova un momento di riflessione ormai altissimo. Praticamente tutte le scuole del circondario partecipano e portano un loro contributo ed è compito di noi, di chi ha studiato in maniera approfondita le problematiche di quest'area, raccontarle anno dopo anno, perché abbiamo un obiettivo, che la memoria duri nel tempo, ma soprattutto che il dolore immenso che le ferite della storia hanno creato si rimarginino, ma ci lasciano lo spazio per riflettere per un futuro migliore.